Ed ecco che sbuca la nostra prima tappa, Malga Val Sorda. Stiamo salendo da un po' qua, che sembra un canalone. Un vento pazzesco! Siamo arrivati al passo! Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo in Trentino Alto Adige. Siamo nella Val Sugana. Il nostro punto di partenza è Ponte Conseria. Da qui prenderemo un sentiero verso Malga Val Sorda Seconda, poi saliremo fino ai laghi delle Buse Basse. Da qui, ancora più impegnativo, vogliamo arrivare a Forcella Val Cion, e poi da qui abbiamo varie possibilità per scendere e chiudere l'anello, e poi vediamo per dove si può scendere, perché ci sono 3 possibilità. Buona visione! Saliti da Ponte Conseria, arriviamo al primo incrocio, questo qua, che adesso vi faccio vedere. Allora, arrivati a questo cartello, prendiamo a sinistra, quindi il 317, è questo, verso i laghi di Rocco, Forcella Val Sorda, Malga Val Sorda Seconda. Qui troviamo il cartello che ci fa girare 317, qui a sinistra, dentro il bosco. La scelta di questo sentiero si rivela subito azzeccata, perché c'è un ottimo panorama, un ambiente molto carino qui con il torrente alla nostra sinistra, molto carino. Il fondo si presenta ghiacciato e noi lo affrontiamo con i ramponcini. Cosa hai trovato? È un lichene. Sa profumo? Si staccano dagli alberi, sono molto profumati. Dai larici di solito. È bellissimo anche. Sembra un corallo. Ed ecco che sbuca la nostra prima tappa, Malga Val Sorda, e che ci arriviamo. Oggi è il 5 di marzo, quando siamo scesi dall'auto c'erano meno 2 gradi e l'altitudine di partenza è 1450 metri. Eccoci qua, quasi arrivati. Siamo arrivati a Malga Val Sorda, siamo a 1900 metri, abbiamo fatto 470 di dislivello positivo, 4 km e ci abbiamo su 1 ora e 50. Giù il cartello diceva 40 minuti, senza neve magari, e comunque abbiamo fatto un sacco di soste per, insomma, fare i nostri. Fare i nostri? Sì, mettere ramponcini, togliere, vestirsi.
eccetera, eccetera. Il sole. Adesso ti do il sole. Momento della merenda. Cosa mangiamo già? Mi caso. Mikado. Anche il cioccolato caldo. Allora, per la serie che ascoltiamo i follower, qualcuno ci ha consigliato la cioccolata calda nel thermos e la usciamo. Allora, amore. Com'è? Saggia, Assaggiamo. saggia, saggia. Calda? È buona. Super cioccolata calda. L'ha provata. Allora ci lasciamo la malga alle spalle. Adesso proviamo ad andare verso i laghi di Rocco e se siamo proprio bravi arriviamo alla forcella Valcion. Se siamo bravi. C'è il Malghetta. panorama dietro. Ma c'è Malghetta. No, fermo. Mi piacevano le ombre. Già che fotografa ombre. Ombre de Vineito. Comunque cioccolata calda nel termos alla svolta. Chi era? Giovanni? Giovanni mi sembra, non mi ricordo, grazie. Vediamo se guardi anche questo video. Buona, buona. Oh, cado. Beh, adesso sto più attento al sentiero, guardo anche dove andare. Andiamo avanti, continua la nostra escursione. Allora, qui non vediamo più calpestato, ma è perché secondo noi hanno fatto altri sentieri, vero già? Certo. Quindi adesso andiamo lì sopra e guadagniamo il sentiero in qualche maniera. Abbiamo trovato segno sentiero. Non è gratis, eh? Aspetta. Amore, gratis? No. Però, cavolo. Allora, non trovando il sentiero, ci siamo fatti da soli qua dritto. Qua. Dritto per dritto. Efficace però. Adesso andiamo di qua. Proviamo ad andare avanti per qua. Certo. Allora, qui il sentiero diventa molto più tecnico e difficile e non per tutti. Troviamo un pianoro finalmente, non abbiamo ripreso un attimo perché era un po' difficult. Bel panorama. In teoria l'obiettivo è andare là sopra, ma è difficult. Che allenamento. Adesso saliamo sta vagliata qua. Stiamo salendo da un po' qua, che sembra un canalone. Infinito, faticoso. Oh, però vediamo un cartello e un miraggio. Che fatica mostruosa quest'ultimo pezzo. Ehi là. Già? Easy? No. Oggi raga no easy. Vedete gente, vedete rifugi. Bella salita, però sono orgogliosa che... Sì? Sì? Siamo solo alla prima parte del sentiero. È l'una. Ma quando ci sono scritte rosse vuol dire che sei sull'Himalaya? Sì. Guardate che panorama che si apre però. Come si chiama qua? Adesso te lo dico. Ciao. Val Ciao. No, la cima. Adesso te lo dico. Siamo 2135 laghi di Rocco. Super. C'è già. Allora abbiamo fatto 730 dislivelli positivo, siamo a 2139, quasi 6 km, 3 ore e 40 per arrivare qua
bellissimo però. Spero che si veda, mi serve un grandangolo. Amore, c'è vento, diciamo evviva. Siamo già stati bravi ad arrivare qua. Adesso il prossimo obiettivo è quella forcella là. Guarda quante persone ci sono in porcella. Allora, quello che ci rincuora è vedere che là ci sono un sacco di persone che stanno venendo di qua. Quindi una volta che arriviamo lì pensiamo sia comunque bello pestato per andare giù. Devo fare un rito. Amore, andiamo avanti. Sì, però io mi mangio un pezzo di cioccolata, te fai quello che vuoi. Cioccolata e acqua. Andiamo. Allora, fuori onda, lì siamo sprofondati alla grande, quindi finalmente ci siamo già spogliati qui per scendere. Già parte di grande slancio. Andiamo. Già il ciaspora. E era ora. Vai! Vento pazzesco! Siamo arrivati al passo! Siamo al passo Valcion 2076. 7 km e mezzo, quasi 5 ore, 780 di dislivello positivo. Quest'ultimo pezzo veramente complicato. Allora, il problema qual è? Qual è la difficoltà? Fare un centimetro con le ciaspole, uno con i ramponi, uno senza niente, poi rimetti le ciaspole, poi rimetti i ramponi, ogni volta togli, metti, non sai dove metterli, tutto infangato perché c'era un punto con tutto fango. Là, Malga Valcion, 8 larghi. Là si vede dove la Malga dove eravamo prima. Allora, il nostro obiettivo di arrivare qua, ci siamo arrivati. Adesso qui abbiamo varie possibilità per scendere. Comunque prima dobbiamo trovare un posto senza aria, un po' di caldo per mangiare. Impossibile. Perché è una fame nera adesso. Impossibile. Ma però siamo bravi. Sì. Tu sei brava. Grazie. Io sarei tornato indietro, pianto tutto il... Non avete visto, ma piangevo sempre. Sempre. Grazie amore che mi hai portato. Prego caro. Guardate qua il panorama. Non conosciamo neanche un nome. Vero? Neanche uno? Ma che sia almeno cima d'asta quella lì. Almeno. Sopra con seria cosa c'è? Un sacco di robe. Qua c'è tutto gli agorai. Là dietro c'è Stellune, quella punta lì, secondo me. E là c'è un parapendio, non so se lo vedete. Super vento comunque. Wow! Qui al passo c'è un sacco di vento, ma come vedete qui c'è una specie di cunetta. Se ci sediamo qui per terra, adesso vediamo i nostri sedili per terra qui sulla neve, facciamo un po' di dritto e mangiamo qui che c'è un pelino riparato, c'è aria lo stesso ma molto meno che proprio lì dove c'è il cartello. E poi decidiamo, abbiamo 3 possibilità per tornare alla macchina e facciamo decidere a già. Allora, i nostri sedili, vedete, servono anche per sedersi sulla neve, cioè fondamentali sempre estate e inverno. Adesso usciamo un bel panino, ci siamo fatti il panino perché sapevamo
che oggi era Una translagorai. una giornata molto impegnativa e quindi avete, non stiamo lì delle ore a farci da mangiare. Paninetto, abbiamo una puccia, quindi partiamo dalla Puglia. E con dentro, allora, abbiamo la frittata con i broccoli e sottiletta, formaggio insomma. Giusto? Formaggio affumicato. E il parmigiano. Ah sì, naturalmente del parmigiano dentro. E anche un pezzo di parmigiano. Sì, abbiamo anche un pezzo di parmigiano, un altro pezzo di cioccolata, adesso mangiamo che siamo quasi sfiniti. Super. Ok, mostra. Si vede la serietà dentro. Puccia brustolita in fornetto. È un po' vissuto. Buon appetito. Abbiamo mangiato abbastanza in velocità perché c'è super freddo. Adesso abbiamo deciso di fare la cresta e andare verso Ponte Conseria, giusto? E malga con serie. Sì, sì, Ponte Conseria è Malga, Ponte Conseria, Malga Conseria e poi veniamo giù da qualche parte, anche lì ci sono 2 o 3 opzioni. Via! Eccoci! Quindi super, la La cresta. Possiamo aver finito di andare su. Oh! Quindi andiamo su di un altro 50 di metri, 100. Andiamo. Cima d'asta, quella lì, cima delle stellune e già. Poi San Giovanni. Avanti con la sagra della Ciaspoia. Vero già? Posso dire che 2 palline? Certo! Qui abbiamo sbagliato, dovevamo andare di là. Adesso torniamo su e seguiamo il sentiero. Siamo scesi da là sopra e siamo alla Civiltà. Qua abbiamo 300 metri rifugio Conseria dove c'è già e vuoi andare a mangiare la torta, vero? E dopo possiamo andare giù per di lì, per di là, insomma dopo vediamo, ok? Siamo arrivati a Rifugio Malga Conseria 1848, già. Ecco perché hai scelto questa strada tra le varie, vero? Perché forse c'è una tortina qui, vero? Sì, forse anche un teino caldo. Adesso andiamo dentro a sentire se hanno qualcosa, se è ancora aperto. E poi scenderemo giù, là in fondo c'è la macchina. Che tardi. Allora sembra che ci sia chiuso, abbiamo spinato dentro, ci sono tutte le sedie tirate su. Uè! Cane, digli che apre torta. Mari giù, muore al Carlettini, c'è. Ma ora che arrivo a Carlettini io muoio, ciao. Adesso. Ci riposiamo un attimo, poi vediamo come scendere. Visto che siamo tristi che non riusciamo a entrare e che non c'è niente da mangiare, almeno mettete like sul video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e così ci fate crescere sempre di più. E un commento ci piacciono i commenti. Adesso prendiamo il 326, il cartello quello là in alto, verso
Ponte con seria, dice 40 minuti, vediamo quanto ci mettiamo. Giù di qua. Stiamo scendendo, ma con la neve che molla è un sentiero di guerra praticamente. C'è un sacco di alberi che sono caduti, ancora per vaia penso, e tutto fango, pacciugo, sgarrupato, un po' così. Però ci infanghiamo tranquilli e poi scendiamo. Allora sbuchiamo qui, arriviamo da lì dove c'è il cartello e qui troviamo il cartello di stamattina, quindi qui si conclude il nostro anello. Tanto vediamo quanti chilometri abbiamo fatto. Allora dice 12 km, 860 di dislivello positivo, mancano gli ultimi 100 metri di dislivello, che siamo a 1550 fino a 1450, non sembrano 100 metri qua. Saranno 60. Un altro pezzettino insomma da fare. Comunque manca poco, 12 km, pensavo molto di più perché praticamente i primi 10 sono stati a morte. Siamo messi mai 8, vero? Allora ho già detto il chilometraggio eccetera. Quindi... Posso dire una cosa? No. Devi parlare bene. Comunque sono molto stanca e demolita. Un giro astrale oggi e poi il rifugio non mi ha dato la torta, quindi non ho quello swing. Vedo l'auto, no? Non è neanche la nostra auto quella No, lì. un po' più avanti. Ce l'avremo a Ramengo, voglio piangere, Gli ragazzi. ultimi 100 metri di dislivello. Ancora? Cioè, raga, io passo. Comunque, super giro ad anello, la parte alta, le creste con un panorama veramente eccezionale, ma veramente difficili da fare per il terreno. Impegnativo, Molto... dei traversi ghiacciati molto pericolosi. Facevano veramente paura. Da fare con molta attenzione e con mente lucida, perché se ti prende il panico basta. Comunque in quella parte lì abbiamo trovato nessuno, quindi siamo stati quasi sempre da soli tutto il giorno, tranne 2 persone a prima malga che poi hanno girato per la forestale per tornare indietro, quindi... Dopo aver tentato di venderci dei mobili. Non venderci dei mobili, vabbè. Vabbè. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione, seguiteci sempre. E ho fame, notte. Notte.